Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie sul Napoli. Forza Napoli sempre! Romelu Lukaku è di nuovo sul mercato e la sua prossima destinazione potrebbe essere la Turchia. L'attaccante belga del Napoli è nel mirino di diversi grandi club, ma al momento Fenerbahce e Beşiktaş sono i favoriti. L'affare potrebbe concludersi per circa 10 milioni di euro, una cifra accessibile per i due colossi turchi che cercano di rinforzare i loro reparti offensivi e che vedono nell'ex giocatore di Chelsea, Inter e Manchester United un'opportunità di grande impatto. Si tratta solo di voci di mercato. La situazione di Romelu Lukaku al Napoli sembra sempre più complicata. Il club italiano è disposto ad ascoltare offerte e il giocatore ha bisogno di un nuovo inizio in cui possa ritrovare la sua forma migliore, la sua continuità e la sua fiducia. Il suo stipendio, vicino agli 8 milioni di euro a stagione, secondo le cifre in discussione, sarà uno dei punti principali da risolvere. Per giocare in Turchia, l'attaccante dovrà ridurre le sue attuali richieste economiche o trovare una formula con bonus che renda l'accordo fattibile. L'interesse di Fenerbahce e Beşiktaş per Romelu Lukaku segue una logica ben precisa. Entrambi i club hanno bisogno di attaccanti di alto livello, giocatori capaci di fare la differenza nelle partite importanti e nomi che generino entusiasmo immediato tra i tifosi. In Turchia, l'ingaggio di stelle veterane ha ancora un peso enorme, soprattutto quando i giocatori arrivano con un passato nell'elite europea e un curriculum comprovato. Romelu Lukaku si adatta perfettamente a questo profilo. Pur non essendo al culmine della carriera, rimane un attaccante con una presenza fisica imponente, esperienza internazionale e una straordinaria capacità di destabilizzare le difese avversarie. Il suo gioco spalle alla porta, la sua forza in area di rigore e il suo record di gol lo rendono un obiettivo molto attraente per i club che aspirano a lottare per i titoli e a competere ambiziosamente in Europa. Il Fenerbahce ha bisogno di giocatori forti per rafforzare la sua corsa al titolo e rimanere competitivo contro i principali rivali in campionato. Il Beşiktaş, a sua volta, cerca di recuperare terreno e tornare nell'elite del calcio inglese. Per entrambi i club, l'acquisto di Romelu Lukaku rappresenterebbe una dichiarazione di intenti. Non stiamo parlando di un attaccante qualsiasi, ma di un giocatore che ha militato per anni sui palcoscenici più impegnativi del calcio europeo. Il Napoli sembra aver capito che il periodo di Romelu Lukaku al club potrebbe essere giunto al termine. La società italiana non vuole sostenere un ingaggio così elevato se l'attaccante non è un elemento chiave nei suoi piani sportivi. Pertanto, una cessione per circa 10 milioni di euro potrebbe essere una soluzione ragionevole per tutte le parti. Non si tratterebbe di una cifra eccezionalmente alta considerando il prestigio del giocatore, ma libererebbe spazio nel monte ingaggi e chiuderebbe un capitolo spiacevole. La questione cruciale sarà l'ingaggio. Romelu Lukaku dovrà decidere se dare priorità al mantenimento del suo attuale stipendio o accettare una riduzione salariale per continuare a competere in un progetto in cui si sente importante. In Turchia potrebbero offrirgli un ruolo da leader, passione, pressione e un ambiente altamente competitivo, ma difficilmente riusciranno a pareggiare il suo stipendio al Napoli senza difficoltà. Questo sarà il punto principale della trattativa con Fenerbahce e Beşiktaş. Per il club italiano, il trasferimento avrebbe anche un risvolto sportivo. Il Napoli ha bisogno di ristrutturare la rosa, fare spazio a nuovi attaccanti e impedire che un giocatore ben pagato venga relegato a un ruolo secondario. Se dovesse arrivare un'offerta concreta, il Napoli sarà obbligato